Una storia di guerra, di rievocazione della memoria storica, di emozioni di una famiglia che ritrova un segno nascosto dagli anni e dalla terra, in questo caso del papà. Parliamo di una piastrina militare ritrovata e riconsegnata ai figli di Alfonso Migliorini, detto Lalo, morto nel 1999, alpino di Malo della divisione Iulia, che dopo il 43, mentre rientrava a casa, la perse nel Trevigiano. A raccontarne la storia i figli Nadia, Luciano e Rosanna. È stato chiamato giovane, perché allora partivano giovane, e in Grecia e in Albania. Fortuna è stata che si è congelato i piedi e lo hanno rispedito a casa. Fatto la convalescenza, passato questo periodo, lo hanno richiamato di nuovo sotto le armi e loro è andato in Francia e Austria. Da lì dopo sono partiti per qua, verso il nostro territorio del Friuli, e da lì hanno deciso di venire a casa perché sennò se lo trovavano e lo portavano in campo a Salò. È stato fatto prigioniero. Sì, ecco. È riuscito a fuggire, ecco. E verso la tradotta, dicevano una volta, questa ferrovia. E da lì, piano piano, a piedi, sono arrivati a casa. Piastrina che è stata ritrovata da Fausto Zanata e Lino Bernardi dell'Associazione Battaglia del Solstizio e riconsegnata ai familiari di Alfonso. Ci sono degli alpini della Nervesa Battaglia che si dedicano a cercare questi reperti di guerra. Passando vicino a questa ferrovia hanno sentito suonare il detector lì, hanno guardato bene e hanno trovato questa piastrina che per loro sono cose rare da trovare, di solito trovano pallottole, resti bellici, insomma, ecco, ora erano felici e vedono l'ora di contattarsi. Piastrina che ora campeggia su un quadretto vicino alla Croce al Merito di Guerra con cui fu insignito. Qual è stato l'effetto che va fatto dopo? La pelle d'oca. Emozionatissimi proprio. Non ci aspettavamo una cosa del genere. Sarebbe stato bello se l'avessero trovata finché era in vita ancora.